Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, siamo su F1, sto bestemmiando, la parte ha un problema, quindi dobbiamo, non ho i punti, Dio Cristian, se necessari, per risvilupparla. Vaffanculo, questa cosa mi sta sul cacchio, cioè già ci sono pochi spunti di source, mi fa anche ste robe, cioè, vabbè, insomma, dai, ci vediamo dopo le qualifiche, va. Eccoci qua ragazzi, partiamo all'ottavo posto, l'obiettivo era settimo, Perez quarto, sta dando la grande la Force India, bene, sono contento e sono prima guida adesso, quindi questa è una cosa positiva. Il tempo previsto è nuvoloso, sole, poi ritorna la pioggia, però a fine gara bisogna capire quanta distanza c'è, perché può essere che tra una nuvoletta e l'altra ci sia un'ora, ma anche 5 minuti, quindi questo lo valuteremo durante la gara. Bisogna fare bene dopo il brutto ritiro azerbaigianiano, come si suol dire in croato antico. E niente ragazzi, si parte. Beh ragazzi, rock and roll. Go go go! Beh ragazzi, Gran Premio d'Austria. Andiamo. Stiamo detto che la prima curva è pericolosa, buttarsi troppo all'interno. Ok, vabbè, settimo posto, va bene così. Oh. Verstappen rompe sempre i maroni, siamo sesti. Sì. 2 posizioni recuperate. Perso molto Perez, ha perso, no benissimo, ha perso in realtà una posizione, il porco di sé, no, la ripresa, Hamilton quinto, che casino signori, molta bagarre davanti, c'è il bagarotto davanti. Il come deve dimostrare, deve saper reagire dopo, veramente, ha avuto errore dopo l'erroraccio di Azerbaijan, soprattutto nel motore che ho proprio calcolato male le percentuali, infatti avevo proprio il motore già distrutto, adesso è tornato a posto, per fortuna, infatti si vede la differenza, però mi è costata la gara, poi un errore forse di strategia con la safety car, adesso qua sto sbagliando, un primo giro da dimenticare, vabbè calma, resettiamo tutto e ricominciamo. Fastest di Valtteri Bottas, 1.13.152. Ok, previsione del tempo. Nessuna pioggia prevista al momento. Per il momento non c'è pioggia. Vuol dire che sarà molto tardi, probabilmente non la becchiamo. Peccato perché con la pioggia il come si sveglia di brutto, vabbè. Teniamo ancora un po' la miscela così, però ragazzi, sarebbe importante rimanere a questa distanza. Diciamo che Perez mi sta rallentando Gigi e le Ferrari se ne stanno un po' andando. Bottas è in testa. Dobbiamo puntare a fare punti, ripeto che finché non vinciamo il mondiale con la Panterona io sto qua, non mi interessa, sono stufo di vincere con Ferrari, cosa che sì, sono stufo, nel senso, vinco i miei livelli, 90, le mie robe, piano piano con calma, perché purtroppo non sono un pro, avendo una vita al di fuori non posso giocare tanto, quindi è così, perché purtroppo è vero che c'è il talento di base, però se giochi 2 ore al giorno è un po' diverso che giocare 10 ore al giorno, che poi ormai io gioco 2 ore alla settimana. Però vabbè insomma, basta con bando le ciance, cerchiamo di fare le cose al massimo, per le nostre possibilità. Ok, dai che non stiamo andando male, solo che ho con la miscela grassa, non andare di standard perché sennò non possiamo lottare alla fine gara. Che voglio tenermi sempre un po' di carburante per gli ultimi 5-6 giri, se magari c'è una safety car, lotta, posso spingere. Solo che sarà dura tenere il passo adesso, per quanto Perez mi sta rallentando Gigi e questo non è male. Perché è abbastanza oggettivo che si sta rallentando Hamilton. Dietro ho fatto un po' il vuoto perché c'è il Grosjean mi rallenta quello che c'è dietro. Che forse è Verstappen, forse. Comunque non stiamo girando male, questo è importante. La Force India mi piace troppo ragazzi, cioè la nostra Pantera, speriamo il prossimo anno deve rimanere così. Mamma mia, ha preso il cordolo malissimo. Mamma mia, ho fatto un brutto errore, dai. Porca trota. 1,9 secondi. Ho preso il cordolo e mi ha fatto andare a fare in culo proprio, Devi spingere però Kuma, devi spingere. Dai, Perez, butta fuori Gigi, anzi buttatevi fuori a vicenda.
Certo, il sesto posto sono in obiettivo scuderia, mi andrebbe no bene di più, però se si può migliorare. Mi ricordo qua una gara pazza, forse sì, con questo Formula 1 qua l'altro anno mi sembra con tipo 14, siamo rimasti in 14, una roba del genere. Comincia a perdere un po' di terreno purtroppo. 2,1 secondi. Però dai, non va male, non va, cioè, va bene per il momento. Non mi lamento, l'importante è tenere distante Grosjean. Dopo davanti può sempre succedere qualcosa. Altro giro andato. Virtual safety car. Non so cosa sia successo, non un ritiro, forse qualcuno ha rallentato. Virtual safety car. Adesso da andare ai box, ma la sosta era prevista, è 12:15, non posso anticiparla così tanto. Ok, rallenta. Sì, rallento, va in cooler. Box. Adesso vediamo fatto subito perché la macchina ha fatto un crollo di prestazioni allucinante. Pronti, vai. Ok. Adesso vediamo se devo spingere come un porco. Abbiamo effettuato tutte le Non ho alternative. quella era l'ultima. Strategia... diciamo che adesso è l'ultima sosta questa. Salvo colpi di scena. Siamo 12esimi e dobbiamo fare regioni importanti per non perdere la posizione da Verstappen. Vediamo se riusciamo nel nostro intento, sarà dura però. Cioè l'ultimo giro l'ho proprio cannato in pieno, nel senso ho difficoltà a tenere la macchina in pista, veramente le gomme mi sono crollati in mezzo giro. Proprio un crollo vertiginoso. Va adesso ai box Sergione, quindi mantiene la posizione a occhio di parecchio anche. Ma è anche giusto così, insomma, Perez era davanti a me di 3 secondi, quindi minimamente non pensavo di recuperare la posizione. Vediamo Verstappen, cioè là che ci giochiamo tanto, su Max, sul Conte Max. Il distacco dal tuo compagno è 19. Il Grosjean. 9 secondi. Perez è chiaramente davanti, siamo decimi. La safety car fuori, Ericsson. Verstappen è vicino, abbiamo qua Sainz, abbiamo perso una posizione da Sainz, ma teoricamente possiamo riprenderlo, siamo vicinissimi. Seconda virtual safety car, stavolta ritiro per Marcus Ericsson. Il regime di virtual safety car sta per terminare, bandiera verde in arrivo. Va bene. Positivo il delta fino alla bandiera verde. Ok, ciao Verstappen, sarà dura, da Verstappen perché sappiamo che Verstappen è forte. Attenzione. Beh, almeno Sainz bisogna prenderlo però ragazzi. Cioè, prevista pioggia 13 minuti. Previsione del tempo. Hai dietro Verstappen. No. Mi separa meno di un Ma che secondo. cazzo? Monta gomme morbide nuove. L'ultimo giro è stato 1:14,8. Previsioni del tempo. Il radar suggerisce che le condizioni meteorologiche ci saranno sfavorevoli tra circa 5 minuti. Fai attenzione. Attenzione, sta cambiando ancora il meteo. 5 minuti adesso. Ce la becchiamo la pioggia, forse cambieremo gomme. Dai, buttalo fuori Sainz, buttalo fuori Max. Perez ha guadagnato tanto però, purtroppo. Bisogna capire se sarà pioggia leggera. Secondo me, non dico temporale, però le gomme le cambiamo. La perturbazione sta arrivando qui in Austria. In una gara positiva per il momento.
che un 6 secondi da Perez, ormai è andato Perez purtroppo. Verstappen ha qualche problema meccanico, questo è quello che mi ha detto l'ingegnere, e comincia a piovere. Anche ho paura che non è sufficiente. Non sono sufficienti 6 giri. Però la vedo dura. Ti consiglio di continuare. Se passiamo già alle gomme intermedie saremo molto più lenti. Infatti, ma se più arriva un diluvio in 3 minuti, ma noi sempre sesti siamo. Perez ormai è troppo avanti, però se sto posto me lo tengo stretto sinceramente dopo la disfatta turca dell'Azerbaijan. Tanto nessuno va ai box, vanno ai box solo in condizioni proprio disastrose. Guarda Verstappen quanti problemi ha, questo è un colpo di fortuna clamoroso. Infatti anche il Grosjean lo supera. Problemi meccanici, anche Ricciardo metteva problemi meccanici, è proprio Red Bull giornata nera. No, lungo per guardare la minimappa del cacchios. Vabbè, quella davanti è insuperabile, quella dietro teoricamente la lasci, insomma dovrei tenerla a bada. Condizioni meteo. Secondo il simulatore dovresti aver iniziato a sentire i sintomi del logoramento delle gomme. Che previsioni meteo sbagliate. Le gomme sono molto consumate, presto perderai parecchia aderenza. I freni e le gomme si stanno surriscaldando, risparmiati in curva. Va bene, previsione del tempo. Per 15 minuti avremo una pioggia leggera, dopodiché si scatenerà un temporale. Ah, per qui devi fare il 100%, che bello che ce l'hai. Pioggia leggera in 6 giri. Non credo che in questa pista siano le condizioni per le intermedie, vabbè. Detto che le gomme finite, cazzo. Cioè finite, non le ho messe bene, ecco, questo è poco ma sicuro. Ragazzi, inizia l'ultimo giro, comincia a piovere di più, ma ormai chiaramente nessuno va ai box e le gomme sono andate. Speriamo bene di tenere assolutamente questa sesta posizione fondamentale. Comunque il temporale è previsto tra 5 minuti, quindi tra pochissimo. Attenzione, ci prova il Grosjean. Ma come chiude la porta, però va lungo. Vaffanculo. Vince Gigi intanto, questa è lotta vera con Grosjean. Mamma mia, comincia a... Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Mamma mia, le due, dai, per fortuna sta andando piano il Grosjean, ormai la pioggia è battente. Cominciamo a sollevare l'acqua anche, porca puttana. Meno male che è corta l'Austria. Beh, che importante sto sesto posto. No, bruttissimo, vado lungo. Mamma mia, il Grosjean ci prova. Niente. Ci ha provato il Grosjean, ma arrivo io sesto. Yes! Bel lavoro e buon piazzamento. Very godo. Di qualità, proprio come ti avevamo chiesto. Very godo, raga, very godo. Bravo Toto Wolff, affanculo. Vediamo la classifica. Un Come Beffardo sempre sesto. Bene. Però gara, cioè campionato molto equilibrato. Costruttori quarti, molto bene. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!